Sì, 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 siamo. Buonasera a tutti, Buonasera a tutti cari amici, ben belli, ritrovati. bellissimi, eccoci qui di nuovo. Questa sera sappiamo che abbiamo le live, Sibille e il Pentino Marietto Veneziano. Mm? Esatto, Bene, siamo un po' in ritardo proprio perché stamattina abbiamo avuto un ritardo in posta e di conseguenza abbiamo Caterina accumulato a si è catena ritardi spostata un dappertutto. po' tutto il ritardo. Allora, Marietto, intanto siamo qui diciamo, l'appuntamento della diretta del venerdì. Ma sai cosa farei intanto? Linkerei nei vari gruppi Facebook, tanto Va mentre bene, tu così io tieni intanto saluto, compagnia agli amici che saluto si gli stanno amici, collegando. esatto, gli amici che sono sempre benvenuti qui con noi in questo spazio. Ricordo che abbiamo uno spazio di una mezz'ora, mezz'ora circa, poi magari minuto più minuti più che minuti meno, comunque siamo qui a tenerci un po' di compagnia, ma anche a dare qualche risposta gratuita alle persone che ci scriveranno appunto una domanda. Ricordo che dobbiamo lasciare spazio alle persone nuove, di ricevere anche loro la loro occasione per avere una risposta. La corretta formulazione per la domanda per quanto riguarda noi, poi sicuramente altrove ci saranno altre regole, ma qui vi chiediamo gentilmente di mettere il vostro nome, la vostra data di nascita, il nome e la data di nascita anche di eventuali persone su cui ci chiederete di controllare e mi raccomando la domanda precisa. Questo è importante, nessuna domanda che possa dare una doppia opzione già nella domanda, dunque meglio così o meglio cosà, devo comprare o devo vendere, devo comprare o devo affittare, cioè per farvi un esempio, perché in base alla domanda noi leggiamo le risposte delle sibille, dunque deve essere una domanda chiara e così anche per il pendolino, perché il pendolino dà una risposta sì-no. Detto questo, mi sembra di aver più o meno ricordato tutte Ma le sì, regole del gioco. Bene, diciamo che possiamo cominciare. Marietta, se eccoci sei qua, pronto. eccoci qui Marietta, c'è le domande, ma ci sono le domande, c'è il Sì, c'è già fuoco, un po' di ciccia. un po' di gente, c'è Sì. perché il pendolino questa sera è gasatissimo. Allora, vi ricordo un'altra cosa perché da un po' trasmettiamo in diretta su più piattaforme simultaneamente, dunque probabilmente chi si collega dal canale del Marietto vedrà solo delle altre domande sul canale del Marietto, chi si collega dal mio canale YouTube vedrà soltanto quegli altri che lo hanno preceduto nello scrivere la domanda sul mio canale YouTube, chi è su Facebook vedrà solo quelli prima di lui, ma in realtà noi usiamo una piattaforma che coniuga tutti e tre questi canali e dunque diciamo che l'ordine con cui ci compaiono le domande è probabilmente diverso da quello che compare a voi, proprio perché il vostro è un ordine parziale. Dunque abbiate pazienza perché risponderemo comunque a tutte le persone che ci sarà possibile accontentare. Cominciamo? Ma io penso di sì Allora, perché c'è il pendolino che scalpita, è bene. proprio in grande forma. Allora, Ascolta, intanto salutiamo gli amici. certo, salutiamo i nostri amici che si sono collegati. Buonasera Eleonora, Buonasera buonasera Eleonora, Sofia, Sofia, scusate, la Maria, Maria, buonasera la Tiziana, Tiziana, Ermanno, Ermano, che Chiara, Chiara, Perla, Perla, Francesca, Francesca, Gabri, Gabri, Anna, Anna, scusate, aspetta, che Eleonora, noi l'abbiamo salutata prima, ma ciao Pierluca, Eleonora, è un eco, è un sì, eco, sì, Anna, Pierluca, Anna, Assunta, Assunta, Noemi, Noemi, Francesca. Giovanna, Perfetto, Sofia, Sofia, aspetta che faccio così non passo sopra i nomi. Valentina, Valentina, Cristina, Cristina, Vicky, Rosalba, Salva, Giovanna, Giovanna, Assunta, Assunta, beh, quanta bella gente quanta bella stasera. gente questa Ovviamente sera. ci fa piacere perché tra l'altro è una sera di venerdì, la gente esce, È venerdì, beh, esce, stanno con e noi, stanno guarda con che noi, bello. stanno con me soprattutto, Eh, stanno con noi perché tu passavi lui non si ieri, io ho chiama detto, Marietto Veneziano, ma mamma Modestino Retta, Veneziano. Modestino, Modestino Modestino. Veneziano. Allora, vabbè. Cira, Cira, Ciao sì. Cira, Cira, ciao ciao Dana. Dana. Oh, eccoci qua, bene. Bene, ci fa tanto piacere, cominciamo, va? Sì, dai, via. Il Perché pendolino sta
È pronto? Sì, è pronto. Partiamo dall'inizio. Allora, Esatto. la prima domanda Ma in qui elenco noi salutiamo è ancora qui qualcuno faccia una domanda. rullo di tamburi, sì, Eleonora. Allora, Eleonora, 13 agosto 84, chiede se tornerà insieme a Giacomo, 20 giugno 73. Vai Marietta. Giacomo e Eleonora. E adesso sembra quasi che è una cosa un po'... È una cosa un pochettino impegnativa adesso. Eleonora, per il momento sembrerebbe quasi. Quasi no. È un quasi no. Allora, visto che abbiamo cominciato subito alla grande, vediamo cosa dicono comunque le sibille, Eleonora e Giacomo. Eleonora 13 agosto 84, Giacomo 20 giugno 73. Sibille, diteci se Eleonora e Giacomo torneranno insieme. Tiro un po' più indietro, perché poi... Allora, beh, il taglio non è male. No, non è male. Però parla anche di una fragilità, in fondo, il bambino. Vedi? Quanta roba. Allora, Eleonora, purtroppo mi sento di confermare il no del pendolino. C'è amore, ma vedi che è tuo? Sei tu la donna giovane che ama? Allora, cominciamo dall'inizio. Viaggio, prigione, lettera, dottore, nemica. Allora, ho quasi, ti dico, la sensazione, perché non conosco assolutamente nulla, ma da come si sono predisposte o disposte le carte, che sappiate, secondo me, è una mia sensazione, ma secondo me è una sensazione di molti che hanno a che fare con le carte, possono essere i tarocchi, possono essere le sibille, ma loro si mettono proprio in una data modalità, non a caso. Secondo me uno mescola e pensa che si girino a caso, ma loro non si girano a caso, devono uscire proprio quelle che devono uscire. La mia sensazione è che questo uomo secondo me era già sposato e stia facendo un nuovo tentativo con la moglie. Vedi che c'è, o comunque con una donna che aveva prima, perché lei per te è una nemica. Questo è un tentativo recente di sistemare le cose, vedi che c'è il dottore. Abbiamo un cambiamento, cominciamo dall'inizio. Intanto lui ha cambiato atteggiamento e si è fermata la vostra relazione, e vedi che qua c'è un qualcosa, magari io non so se lui te l'abbia detto o se lo sai, oppure non lo so, comunque a me le sibille dicono così, e vedi che c'è un tentativo di nuovo con una vecchia signora, e dunque per quanto riguarda te al presente è proprio fermo, morta la situazione. Non solo, visto che stiamo guardando tra di voi, vedi che compare il ladro, la gelosia, la falsità, probabilmente nemmeno te lo dirà, comunque c'è un'altra persona. A me sembra che possa essere una persona già del suo passato. Sono pesanti, Pesanti, perché qua chiaramente il tuo amore tormentato continua per un altro po', lo aspetterai ancora per un po'. E vedi che piangi l'amore perduto, però niente, io penso che sia chiusa qua. Andiamo avanti. Se bisogna fare un discorso pragmatico, lascia perdere. Andiamo avanti. Dai, via. Anna. Ciao, scrivo per mia mamma. Carla, 22 aprile 69. Riuscirà a trasferirsi? Vediamo subito. Vediamo se Carla si trasferisce. Se la Carletta si trasferisce, vediamo un po'. Il pendolino del 69, la Carla. Esatto, se vuoi vado a leggerti di nuovo Carla, 22 aprile 69. Sì, si trasferisce. Sembra proprio di sì. È partita in quinta la Carla, Non un po'.
Ottimo. Ottimo, vai Carla. Vediamo anche cosa dicono le sibille. Sì, Scusate, vado di nuovo un po' indietro. Ok. Allora, sibille, ditemi se Carla si trasferisce. Oh, donna maritata. Bene. L'occasione ci sarà, non so se per seguire qualcosa. Vado a linkare in Telegram il nostro... Sì. Perché mi sono dimenticata di... Allora, per quanto riguarda la tua mamma, il trasferimento probabilmente c'è già un progetto e tutto, non lo vedo ancora nelle sibille. Dunque, le prossime cose che avverranno rispetto il pendolino che vede già la fine del film e i titoli di coda, le sibille mi danno un racconto di quello che avverrà nel prossimo periodo e dunque ti posso dire che è già una cosa che pensa dal passato ma che la manda in confusione, un po' perché probabilmente si preoccupa per la casa, un po' perché aspettava magari qualche notizia che non arrivava, dunque diciamo che la buona volontà c'è, ma soprattutto si direbbe che è un trasferimento che fa per questioni affettive, non tanto per questioni lavorative. Cioè se si trasferisce per avvicinarsi a qualcuno che ama, però ti ripeto, c'è confusione, dunque lei non sapeva bene cosa fare, forse proprio per una casa, vedi che è proprio vicino a questa carta qua. Al presente il viaggio c'è, il nuovo inizio c'è, la consonante sorpresa c'è anche il lavoro, nel senso che c'è un'ottima predisposizione, un'ottima possibilità di cominciare anche a breve qualche discorso anche di natura lavorativa, perché probabilmente tua mamma spostandosi sta cercando anche un qualcosa che le dia solidità o sicurezza economica, probabilmente o ha chiesto un trasferimento sul lavoro che ha già oppure sta proprio avviando qualche ricerca verso qualcosa di nuovo. Comunque è una partenza positiva. L'occasione volendo c'è anche, però sono tutte positive, c'è un unico piccolo impiccio. Ma piccolo, Sì, forse un contrattempo riguardo la realizzazione di un incontro che probabilmente potrebbe determinare la pianificazione del trasferimento, però non sono male, no, solo che proprio il trasferimento vero e proprio, che l'omino a cavallo, non si vede ancora. Dunque io ti dico che la predisposizione c'è, la buona volontà c'è, la ricerca di quello che serve per stare là c'è però una questione legale, burocratica, che frena un po', che dà delle opzioni, ma per ora è un po' ferma. Ok? Dunque a me sembra comunque che sia una questione di tempo per le carte che ho visto. Andiamo avanti, così facciamo contenti anche altri. Sì, andiamo avanti. Allora, Assunta. Francesco, 29 dicembre 73, ha fatto in passato un legamento d'amore all'ex moglie. Ah, vuole saperlo? Allora, Francesco ha fatto un legamento alla moglie, all'ex moglie, Francesco, 29 dicembre 73, e la moglie Laura, 23 maggio 80. Assunta poi cancella la domanda. Sì, cancella. Te lo consiglio, va bene. Allora, vediamo se intanto questo Francesco ha fatto il legamento d'amore alla ex moglie. Laura. Esatto. Ricordo? Sì. Cioè, in teoria può anche averlo fatto, ma poi non funziona. Ma mi sembra proprio un no. Cioè, se l'ha fatto non ha nessun effetto. Guarda, da come se dovesse averlo fatto, chi gliel'ha fatto? Non era bravo. Era un pochettino claudicante. Magari l'avrà anche fatto, però non è che ha avuto uno di quegli effettoni della... come si suol dire. Vediamo, chiedo anche io.
Vediamo Provo a vedere se ha avuto questo... se Francesco ha fatto un legamento alla ex moglie, scusate. Però insomma, magari ci avrà pensato, però... Io comunque per questa domanda giro solo 5 carte. Sì, perché solo 5 la carte. rava e la fava non penso che serva al passato e al futuro, tanto No. solo sapere se c'è o non c'è. 5 carte. 5 carte, Forse in un momento disperato, pensato. prima della separazione, può aver anche pensato. Ma no. Magari l'ha pensato, che cazzo toste. Cioè, se anche dovesse aver fatto per mantenere, per conservare, in realtà con gelosia ladro vedovo proprio... L'hanno solo derubato, mi sa che con questo ladro, esatto, sì, se dovesse averlo fatto, proprio lascia perdere perché non è andato neanche a buon fine. Sì, però magari ha speso qualche soldino, via. Ci avrà metti che ci abbia provato, però non... È andato in buca, no. Niente da fare, niente da fare. Passiamo alla prossima, Noemi. Noemi, via. Voleva sapere se ha delle possibilità con Matteo. Allora, Noemi è del 6 dicembre 2001, Matteo 18 maggio 2001. Vediamo. Possibilità, Noemi e Matteo. Questi sono giovani, sì. Noemi la vedo dura. Noemi la vedo dura. Fai un po' una bella analisi. Vediamo un po'. Allora, Noemi, proviamo a chiedere anche alle Sibille se c'è qualche possibilità con Matteo. Allora, Sibille, per favore, per il ditemi. momento è tutto molto male. Sibille, ditemi se fra Matteo e Noemi c'è possibilità di creare una coppia, iniziare un rapporto. Grazie. Oddio, qualche messaggino intrigante potrebbe anche esserci. Ma sai, guarda Noemi, all'inizio lui aveva un interesse per te, però è stata una cosa dell'inizio, perché poi si è come dire, ha perso un po' le speranze, si è un po' abbattuto e si è bloccato. Però vedi che all'inizio un po' di slancio, c'è fedeltà, c'è l'amante, speranza, però poi diventa una forma di frustrazione. Probabilmente, sai quando si dice che le cose a volte si è disallineati, si è su due momenti e tempi diversi? Oppure a te all'inizio piaceva ma ti sei bloccata. Diciamo che comunque è una cosa che si è fermata subito. Sì, vedi che anche consolazione e dispiacere, dunque non è facile nemmeno capire fino a che punto questa persona ti rifiuta o ti vuole, perché chiaramente sembra che dia un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Non lo vedo particolarmente lanciato, però. Cioè magari c'è qualche momento che sembra più favorevole, però poi nasconde qualche... senza contare che secondo me vede già una sua vecchia fiamma. Allora, del 2001, insomma. Stiamo dicendo, lo so, però qua vecchia fiamma probabilmente qualcuna che ha già, nel senso qualcuna che frequenta già da un po'. Dall'asilo, insomma, dall'asilo. Basta. È vero, voi non avete neanche 20 anni praticamente, però è per rendere l'idea. Compare la vecchia signora, dunque non penso che lui frequenti una donna più grande. Se così fosse sarebbe da arrestare sta donna, però potrebbe anche essere. Non è detto. Non escludiamo. Non escludiamo la divina provvidenza. Ecco, vabbè, comunque, vedi che tu hai aspettativa, un pochettino attendi, qualcosa di più, però lui, sì, ogni tanto ridesca, cioè, però non si capisce dove vuole andare a parare, mi sembra che abbia... che ti nasconde qualcosa, non è che proprio, vedi, anche ti confonde, sai,
Anche se il pensiero ce l'ha, non è che non ce l'ha. Ancora non vedo quel quid, vedi che c'era nel passato, poi non c'è più sviluppo, non ci sono più carte che slancino. Dunque c'è quel qualcosa, sai, sbagliati i tempi, nel senso era un qualcosa che andava colto sul nascere e purtroppo ormai è come se fosse stato perso l'attimo. Andiamo avanti. Allora abbiamo risposto a Noemi. Francesca vuole sapere, ma non abbiamo la data di Salvatore. Francesca, per favore dovresti mettercela. Andiamo avanti. Ma Giovanna, la domanda qual è? Giovanna, 12 aprile 66, mi fa piacere, però, allora aspetta, ora giro le carte per capire la sua domanda e poi le faccio, no scherzo, scrivete bene, come vi ho detto, il nome, la data è una domanda chiara, se chiedete anche su un'altra persona, se chiedete su un'altra persona anche il nome e la data dell'altra persona, mi raccomando, Sofia. Con Luca avrà un futuro la nostra Sofia, che è nata il 31 ottobre 68, mentre Luca è del 2 settembre 64. Una bella nata. Questa è una bella domanda completa e con tutti i dati. Luca e Sofia, giusto? Esatto. Avranno un futuro? Un po' tribolato all'inizio. Un po' di maremoto, forza 6, però alla fine, cara Sofia, ci saranno degli alti e bassi, non ci saranno degli acuti, diciamo, sarà più una cosa... Però poi era un sì. Comunque vediamo intanto cosa... un po'... con fatica. È un sì tribolato. Allora, vediamo, Sibille, per favore ditemi se e come prosegue la storia, il rapporto fra Sofia e Luca, grazie. Vediamo il taglio. Vedi che è tribolato anche, cioè un po' sì, un po' no, la soddisfazione con l'abbattimento morale. Diciamo che anche lui è un gambero, un po' avanti e un po' indietro. Vediamo un po'. C'è il ladro, però... Mannaggia. Allora, Sofia. Mannaggia. Altro che montagne russe. Allora, secondo me comunque non è neanche una cosa di adesso. Voi già avete delle cose, cioè vi trascinate già da un bel po', perché già la vecchia signora è nata magari come una cosa un po' così, via. In passato. Poi magari è diventata un'occasione per un qualcosa di più, però vedi che ci sono degli ostacoli, delle cose, anche il nemico, sai, lui non è che... Sì, qua ci arriviamo dopo, però diciamo che già lui non è che è partito proprio per impegnarsi, non lo so come spiegarti, non è partito proprio con l'idea di un progetto a lungo termine. Forse è già bruscato da qualcosa del passato, magari gli fa piacere un po' di compagnia, però quasi che... però vedi che c'è questa carta, sì, è speranza, ma sono anche amori facili, non è quelle cose superficiali, no, positive, tanto per passare del tempo con una persona, ma questa carta comunque ci dice che non è una cosa di adesso, il loro è una conoscenza già che ha del tempo. Esatto, forse ci sono state anche delle altre occasioni, capisci? Altri momenti propizi, però sono sempre un po' così. Un po' frenati. O che compare qualche jolly all'improvviso, e per jolly intendo qualche altra figura che magari si è insinuata nelle varie occasioni, no? E non siete arrivati a un dunque. Anche adesso è lui che non è stabile, vedi che è un farfallone. È anche un tipo vanitoso, cioè non lo vedo tanto affidabile. Sì, però vedi un po' di fortuna, un po' ma di...
Sì, però poi... dopo c'è sempre il blocco. E poi ci sono i deliranti. Lei si fa trascinare dagli amici? Allora, diciamo che ma alla sua età che si faccia trascinare dagli amici sarebbe gravissimo, però comunque non è tanto non è una persona, secondo me, che fa delle promesse che non... Non fa farla, via. Sai, ci saranno dei momenti buoni, non è che voglio dire che è tutto da buttare, però l'esito è drammatico. Cioè, sì, l'esito, però bisogna dire una sinceramente... cosa, che le sibille vedono solo 6 mesi, Infatti hai visto Pendolino come è sudato per arrivare sul Allora, per il prossimo periodo non mi sembra una cosa che possa sviluppare e ampliarsi o crescere positivamente. Esatto, sì. Vedo anzi probabilmente un'interruzione. E anche un'interruzione pesante, guarda Sì, che sì. dispiacere. Magari poi in futuro riprenderete e sarà uno dei tanti alti e bassi, ma una delle prime cose che vedo Dispiacere. è una discussione, un litigio, qualcosa che non va, oppure un incidente, qualcosa, insomma, ma un'interruzione c'è, vedi? Sì. Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti, vediamo Valentina. Vorrei sapere come andrà la mia situazione sentimentale nei prossimi mesi. Allora, Valentina è del 15 luglio 88. Vediamo. Allora, sì è bene, no è male. Questo per il pendolino, chiaramente, perché poi con le sibille vedremo. È andato diretto sul sito. Allora, aspettiamoci cose buone. Aspettiamoci cose buone. Allora, Valentina, 15 luglio 88. Vediamo, sibille, raccontateci un po' come sarà la situazione sentimentale. Oh, questa carta si è mescolata al contrario, insomma, si è voluta far vedere. Ha voluto dirci potrebbe esserci un incontro sostanzioso, sì. Allora, vediamo per Valentina, 15 luglio 88, grazie. Qua arriva la cavalleria, qui Valentina, preparati. Viaggiamo bene. Poi un incontro sul posto di lavoro, oppure, io non lo so se tu sei già con qualcuno, però, perché non lo ha scritto, diciamo che no, non sei con qualcuno. No, perché... Cioè, se sei con qualcuno sei messa male con questo qualcuno, penso che tu più che altro sia sola, però cara mia. Qui abbiamo, un passato che ci racconta di come probabilmente un'amicizia nata in un momento in cui sei stata vicino a qualcuno, oppure qualcuno è stato vicino a te, magari è sfociato in una specie di love story che però poi insomma non si è rivelata una persona affidabile o non troppo positiva. Al momento attuale? Sì, in questo momento effettivamente o intorno a te ci sono un po' di gelosie, di competizioni, però ti vedo da sola. Tu hai forse anche voglia di stare di nuovo con qualcuno perché la solitudine comunque ti pesa. Poi magari mi sbaglio, però se mi sbaglio, cavoli, se stai con qualcuno non è che ti faccia la donna più felice di questo pianeta a vedersi 2 carte. Sì, però gran consolazione, amatrice Costanza, attenzione, perché qua qualcosa cambia, vedi che qualcuno si insinua all'improvviso, forse tu non ti accorgerai all'inizio di questo corteggiatore. E io sto parlando di un tempo breve, anche il pendolino è andato sparato sul sì, dunque non ci vorrà molto, ma sarà anche un uomo valido. Qua, cavoli, c'è il re di cuori, scoccherà una cosa importante all'improvviso, è veramente una bella stesa. Certo, non partiamo bene, dunque, però diciamo che è una partita che andrà molto meglio, c'è la salita, ma insomma, guarda qua. Ora sei in un momento di confusione, ma guarda che ci sono più opportunità di incontrare qualcuno, addirittura potrebbe essere una vecchia conoscenza, è per questo che magari all'inizio non gli farai caso, oppure tramite qualche vecchia conoscenza conoscerai questa persona. Vedi che c'è lo spasimante corteggiatore, insomma, io penso che per te in amore, che adesso
poverina, mi dispiace, ma tra non molto, guarda, tra poco, perché questo è il presente, questo è l'immediato futuro e quello un po' dopo. Dunque le cose cominceranno a cambiare presto per te. Sì, devi scaldare i motori, come si dice. Esatto, sì. E seguire sempre il diagramma che stiamo dicendo. Poi facci sapere come si chiama quest'uomo. Allora, andiamo Andiamo avanti. Rispondiamo a Cristina. Cristina, vorrei sapere se Donatello, 22 febbraio 72, torna da Cristina, 2 dicembre 56. Grazie. Vediamo un po'. Vediamo Donatello, se torna Donatello. No. Ma l'intenzione quasi quasi ce l'aveva, eppure penso che... ma se torna magari per un breve periodo. Sì. Se Allora, torna sarà una toccata vediamo. fuga. Vediamo un po' per Cristina. Fateci sapere per favore se torna Donatello, grazie. Il pensiero c'è di sicuro. No, 5. Vedi, proprio come aveva detto Pendolino. Allora, all'inizio t'ha corteggiata lui, ma proprio in modo serrato. Sì, guarda lì. Sì, certo, così, era più una sfida con se stesso, però l'ha fatto. Probabilmente, non so come mai, lui è uno che lavora di libera professione, o è un commerciante, comunque una persona valida, capace, insomma, ma anche ambiziosa. Lo vedo lanciato. Vedi che ha cominciato proprio a corteggiarti in modo serrato, non so se c'entra con la scusa di un bambino, non ne ho idea, però vedo che è partito da lui, era molto determinato. Ascolta però, secondo me non lo so, ma la mia sensazione è che non è che corteggiasse proprio solo te, perché cioè, è partito molto bene, però questa è sempre una carta di competizioni, soprattutto visto che è vicino al nemico, dunque o a un certo punto ha tirato fuori degli aspetti del carattere superbi o non positivi, oppure magari ti ha, come dire, ha fatto la collezione, chi lo sa, della serie toccata perché fuga? Mi confermi? sì, con lei. Allora, abbiamo vedi vedovo, viaggio ma sospiri, dunque probabilmente arriva e si allontana di nuovo, ma guarda che non è male, nel senso è vero che arriva, si allontana, poi torna di nuovo, però qua con questa chiusura qui, cioè viene a farsi accudire e poi chiuderà di nuovo, si allontanerà lui. Però ho la sensazione che venga proprio a farsi accudire e coccolare da te. Allora. Quindi stai attenta. Stai attenta per perderesti tempo. Andiamo avanti. Allora, Vicky, che però si chiama Valentina, 13 febbraio 90, sto aspettando una risposta da un colloquio di lavoro che ho fatto per uno studio medico. Sarà positiva? Vediamo. 13 febbraio 90, Valentina. 90, vediamo un 13 febbraio 90. Valentina, penso proprio che cioè la stanno valutando in modo serio questa... Allora, visto che dobbiamo vedere solo un esito, sì. 5 carte. Anche perché sono già 10-5. Esatto. Allora, vediamo dunque per Valentina,
13 febbraio 90, l'esito del colloquio di lavoro. Grazie Sibille. 50 anni. Temo che che sceglieranno un'altra che si è proprio... Allora, il lavoro di suo non era male, però vedi che è morte. Secondo me sceglieranno un'altra candidata, però non ti preoccupare perché vedo altre possibilità lavorative, magari non dietro l'angolo, Sì, devi guardare un po' lontano. Bisogna dire che non è che dicono un no secco, No. È un no sudato, nel senso che gli dispiacerà a dirti di no, molto probabilmente, perché vedono che vali, però, come dice Sibille. Probabilmente, non lo so come mai sia un no, perché appunto, o perché per una questione di distanza o di convenienza, loro faranno un'altra scelta più opportunistica. Sì. Però... pragmatica, via. Andiamo avanti, dai. Vabbè. Avanti, veramente. No, vai, scusate, avanti nel senso. Direi che abbiamo finito questa per sera. stasera vi salutiamo, è stata una settimana intensa per noi, continuiamo a fare dirette domani mattina, mi raccomando vi aspettiamo alle 10 sui nostri canali dove ci avete trovato questa sera. Nelle prossime settimane avremo al posto che sempre il The Garden Maria Veneziano alla mattina una live splash con Sibilla con Maria Veneziano alle 10. Tu le chiami splash che così, non si capisce perché. Splash che sono una cosa un po' simpatica, certo, no? Un po' delle Sibille sì, allegri, più... cioè, capite? Con qualche battuta scherzosa in più. Sì, tanto per... Allora, salutiamo, vediamo se ci sono anche altri amici che si erano collegati. Guarda Paola, Valentina, Anto, Lia, ti saluto anch'io. Anto, ciao. Non mi rispondi mai. Ma gioia mia, noi cominciamo la diretta alle 9:30, io lo dico sempre che dovete venire all'inizio perché rispondiamo in ordine di arrivo alle prime domande. Dunque, Antonella, vieni prima perché la domanda e il saluto l'hai scritto alle 10:04. Noi siamo qua da oltre mezz'ora, dunque. Se vieni presto, ben volentieri. Come tutti gli altri, chiaramente. Certo. No? Certo. Qui abbiamo poi un sacco di altre domande, però purtroppo il tempismo è d'oro. Allora, buon proseguimento di serata a tutti, buon fine settimana. Comunque, Anto, puoi tornare sabato, cioè domani pomeriggio alle 4. Alle 4 nel canale di Marietta Veneziano, nel canale di The Garden e nei migliori social su internet. Dove... Mi raccomando, Anto, io me lo prendo come impegno. Ti rispondo se vieni domani, però devi venire puntuale, va bene? 16, alle 16. Esatto. Noi siamo qui per te, domani alle 16 per lei e per qualcun altro. Mi dispiace non rispondere, ma purtroppo è così. Va bene. Ciao, buonanotte. amici, buonanotte.